Ed eccoci nel consueto spazio di approfondimento in collaborazione con lo SPCGL, ma questa volta parliamo come capita anche altre volte, con Federconsumatori del Veneto, perché la questione purtroppo emergenziale riguarda in particolar modo il settore delle energie, rincari spaventosi. I pensionati, in modo particolare chi ha delle pensioni anche più basse o altre spese anche da sostenere, perché ovviamente chi è anziano a volte ha delle spese ulteriori da sostenere, si trovano in gravi difficoltà. Non sempre le famiglie possono essere di supporto e allora, siccome Federconsumatori del Veneto ha anche un settore dedicato alle energie, noi abbiamo il piacere di avere collegata con noi, quindi è come averla qui in studio, Nicoletta Bernardi, che è la responsabile del settore energia di Federconsumatori del Veneto. Ben arrivata qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ed è proprio con lei che vogliamo fare un po' il punto della situazione. Da un lato per far capire a chi ci ascolta qual è la situazione, perché tanti hanno veramente dei timori, delle paure, temono anche delle situazioni che possono diventare degenerare. Ovviamente voi non avete la bacchetta magica, però avete in mano una grande conoscenza e quindi potete svolgere attività anche di supporto, di consulenza, che è fondamentale per non commettere errori nei momenti difficili. E infatti il titolo Energia, mercato tutelato o libero, coi rincari, conviene cambiare oppure no, è un po' la sintesi di quello che tanti stanno pensando. Cosa sta succedendo? Purtroppo, come abbiamo visto soprattutto dal secondo trimestre del 2021, abbiamo un aumento dei prezzi, in particolare delle materie prime, quindi parliamo di energia elettrica e gas naturale, molto, molto incalzanti. E questo ovviamente fa lievitare le bollette di energia elettrica e di gas naturale, mettendo in difficoltà diversi consumatori. Ovviamente, come si dice nel titolo, per l'energia sappiamo che i mercati sono due, quindi uno è quello del mercato tutelato e l'altro è quello del mercato libero. Come ben sappiamo, il mercato tutelato rispecchia il costo vero, diciamo quello in borsa della materia prima, e viene semplicemente aggiornato dall'autorità trimestralmente, mentre nel mercato libero le aziende sono libere di concordare direttamente con il cliente finale il prezzo della materia prima. In questo momento potrebbe anche essere conveniente il mercato libero, diciamo così, perché potrebbe fare un prezzo più basso rispetto a quello che propone il mercato tutelato. E in alcuni casi lo stanno facendo, non sappiamo per quanto tempo terranno i prezzi più bassi, però qualche azienda lo fa. Il neo, diciamo così, del mercato libero è che il prezzo fisso, quindi che attualmente magari può essere più basso di quello tenuto nel mercato tutelato, è garantito a contratto magari anche per 12-30 mesi, però l'azienda è libera di fare delle modifiche unilaterali del contratto anche prima dello scadere del termine, diciamo, del prezzo fisso. Per cui il consumatore si trova a dover controllare costantemente, oggi ancora più di ieri, la bolletta e gli importi che vengono applicati. Ecco, infatti, adesso qua stiamo vedendo la slide quale mercato, quindi se resta, perché attenzione, non è che uno che è nel mercato libero può tornare in quello tutelato. Se uno esce, Sì, o può farlo? allora diciamo che è fattibile questa cosa fino almeno a gennaio del 2024, Ecco, quando questo è è stata importante. fissata per l'ennesima volta la fine, diciamo, del mercato tutelato. E quindi per ora attualmente una persona può decidere di passare al mercato libero perché magari trova un'offerta vantaggiosa. Nel momento in cui l'azienda del mercato libero dovesse alzare il prezzo e aumentarlo magari al di sopra di quello che fa il tutelato, può rientrare nel tutelato o semplicemente può provare se trova male e rientra nel tutelato. Quindi questo fino al 2024, poi ci sarà, Sì. dovrebbe essere il definitivo cambiamento, quindi entrare tutti nel mercato libero, bisogna fare le scelte più opportune. Quali sono un po' le situazioni? Beh, intanto io direi di vedere con una slide, la slide successiva, prezzi al consumo a febbraio, con i dati Istat aggiornati a marzo 2022. Per vedere appunto gli indici nazionali dei prezzi al consumo, quanto è aumentato. Quindi qua abbiamo dei valori veramente spaventosi su base annua, più 5,7% e più 6% su base annua per l'indice Veneto di prezzi al consumo. Perché è un po' più alto in Veneto?
Allora, questo è un po' una domanda da 100 milioni di dollari, però nel nostro osservatorio nazionale di Federconsumatori vediamo proprio che gli aumenti sono amplificati e si parla già oggi di un aumento per famiglia di più di 2.000 euro. Che è Quindi tantissimo, che è tantissimo. su Cioè, questa aspetta, cosa bisogna fare molta attenzione e tenere comunque monitorati i prezzi, anche noi sicuramente chiederemo un incontro anche al garante per la sorveglianza dei prezzi al fine proprio di denunciare questi aumenti e cercare anche di tenere sotto controllo le eventuali speculazioni che poi possono avvenire a seguito di questa situazione un po' drammatica. ecco, perché al di là di tutto certi aumenti, e li abbiamo già visto anche con appunto i carburanti, non erano così giustificati, per cui sono partite anche delle inchieste della Procura, della Guardia di Finanza, quindi bisogna stare Certo. anche molto attenti a non imbrogliare le persone. Comunque questo più 5-7%, più 6% sono su base annua dei prezzi al consumo, dei beni al consumo. Viceversa i beni energetici hanno avuto un più 45,9% su base annua, quindi quasi un raddoppio del prezzo. I beni alimentari invece un 4,6 per ora. Sì, l'energia diciamo che è aumentata a dismisura, tant'è che se andiamo a vedere i prezzi sia del kilowatt che del metro cubo hanno avuto un aumento già dal trimestre scorso, quindi ottobre-dicembre 2021 a gennaio-marzo del 2022 passiamo a dei prezzi che per l'energia si aggiravano a uno 0,20, 0,21 al kilowatt, mentre adesso si parla di 0,35, 0,38, mentre il gas è passato da uno 0,54 a uno 0,92 in questo trimestre. Quindi diciamo che gli aumenti sono molto evidenti. Ecco, noi avevamo appunto la slide che stava dicendo dove c'era scritto beni energetici regolamentati e quelli non regolamentati. Cosa vuol dire? Allora, quindi quelli che hanno una regolamentazione sarebbero praticamente il mercato energetico, quello di riferimento, insomma, sostanzialmente, quindi, mentre l'altro è il mercato libero, Sì, quindi c'è questa leggera differenza. allora, allora, se parliamo di mercato tutelato e mercato libero, la differenza è sostanzialmente il fatto che in quello regolamentato abbiamo appunto il prezzo dettato dall'autorità, e però facciamo anche fatica a stabilire con precisione l'aumento nel mercato libero, perché appunto ci sono svariati contratti, ogni azienda fa diverse proposte contrattuali, però come dicevo prima, loro possono fare un prezzo inferiore di quello dettato in autorità e Ma quindi perché? rientrano in... Esatto, perché possono fare questo prezzo inferiore? Quello che le persone non riescono a capire. Perché è proprio un'organizzazione diversa delle aziende, perché il mercato tutelato ci dà la garanzia di non avere variazioni di prezzo se non gli aggiornamenti trimestrali che l'autorità fa, mentre nel mercato libero, e il mercato libero diciamo che è nato e si vuole lasciarlo solo, ecco, perché per il principio della concorrenza, perché anche se a noi come Federconsumatori pare che già la concorrenza ci sia, perché comunque pur essendoci un mercato di maggior tutela, esistono tante aziende nel mercato libero che comunque sia fanno concorrenza al mercato tutelato che si fanno concorrenza tra di loro. E la loro peculiarità è proprio quella che possono decidere il prezzo dell'energia, quindi possono farlo più alto di quello che impone l'autorità, ma anche più basso se vogliono essere concorrenziali rispetto a quella tipologia di mercato. E quindi questa è la variazione e che le rende concorrenziali, anche se poi, come dicevo, non c'è l'affidabilità nella continuità di quel prezzo che noi abbiamo scelto, perché lo possono variare sia unilateralmente che alla scadenza del contratto, che di solito è 12-24 mesi massimo come prezzo Ecco, fisso. perché poi sappiamo che c'è un prezzo che è quello della materia prima. Il prezzo della materia prima, Sì. se a un certo punto per situazioni internazionali di cui ormai siamo ben a conoscenza dovesse aumentare ancora di più, non è che se ne possa sobbarcare l'onere l'azienda che ce lo fornisce,
ma deve scaricarlo su qualcuno, per cui per forza a un certo punto dovrebbe ricevere un aumento, no? A Sì, prescindere. infatti io mi chiedo sinceramente, in alcuni casi in cui vedo tutt'oggi delle bollette con un prezzo molto inferiore a quello che impone il mercato di maggior tutela, mi chiedo quanto, per quanta buona volontà possono avere le aziende di tenersi i clienti, però per quanto tempo possono sopportare un costo così alto della materia prima e una vendita con un prezzo molto inferiore, per cui dubito che resistano ancora questi contratti super vantaggiosi. A che cosa devono prestare attenzione in modo particolare i consumatori qualora decidessero di cambiare, di passare da un mercato all'altro? Quali sono le attenzioni particolari imprescindibili? Allora, innanzitutto devono tenere presente qual è il prezzo che impone il mercato tutelato oggi, per poi riuscire a fare un confronto e capire se effettivamente il mercato libero gli propone un prezzo inferiore e quindi vantaggioso oppure no. Quindi oggi il primo trimestre del 2022 vede il prezzo della materia energia, quindi il kilowatt, a 0,35 centesimi di euro, mentre il gas oggi è a 0,92 centesimi, 92 centesimi di euro al metro cubo. Quindi, stando questo, poi i confronti sicuramente possono essere sulle clausole opzionali, quindi ci possono essere delle voci aggiuntive che quindi possono essere, una volta mi ricordo nei vecchi contratti di energia ci poteva essere luce ok, gas ok, quindi questi pseudo controlli che facevano Sì. alla caldaia piuttosto che le fughe di gas, cose che in realtà poi non venivano fatte, erano un po' un'assicurazione così virtuale promessa che poi non andava mai utilizzata, però in bolletta aumentavano, quindi soprattutto oggi, anche se sono 5 euro in più al mese, comunque iniziano a diventare un in più inutile e che quindi bisogna fare attenzione a non trovarsi in bolletta. Assolutamente. Ecco, io direi di guardare anche insieme l'ultima slide che ci fa capire un po' a che cosa bisogna prestare particolare attenzione, perché a volte nelle abitudini del quotidiano non ci si accorge che le abitudini di risparmio energetico sono un aspetto fondamentale, quindi cambiare un po' le abitudini, vero? Sì, allora, le abitudini che sono quelle più virtuose, diciamo, per il risparmio energetico, sono quelle che vanno dall'isolamento dell'abitazione, quindi gli infissi, il cappotto eventualmente esterno, tenere una temperatura magari costante che si aggira intorno ai 19-20 gradi, porta al risparmio, come un efficace utilizzo degli elettrodomestici. Quindi può essere fare dei lavaggi a non più di 40 gradi per la lavatrice, a non aprire magari il forno mentre è in funzione, usare la modalità ventilato piuttosto che lo statico e una serie di accortezze tipo le lampadine a risparmio energetico, che quindi sono quelle a LED. Tutto questo insieme mi viene in mente anche spegnere completamente, togliere le spine degli elettrodomestici invece di lasciarli in stand-by, anche questo è un piccolo risparmio ma che poi sommato a tutti gli altri fa la differenza. Ecco, poi ci sono il controllare le voci in bolletta per rendersi conto bene di di cosa si paga, cosa si fa pagare. Sì, 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 infatti, come dicevo prima, del prezzo e delle varie voci, se ci sono voci accessori. Poi, oltretutto, teniamo presente anche che oggi con la legge 636 si impone alle aziende di energia elettrica e gas naturale di non staccare la fornitura ai clienti morosi, ad esempio, ma dà la possibilità di chiedere una rateizzazione senza spese a fronte del versamento del 50% dell'importo della bolletta e poi l'altro 50% lo rateizzano fino a 10 rate mensili e questa è una modalità che è stata fatta proprio per evitare di lasciare i consumatori senza fornitura. Federconsumatori rispetto a questa legge
ha fatto già degli accordi sottoscritti con alcune aziende e con altre ci stiamo lavorando per andare ancora maggiormente incontro ai consumatori e quindi a permettergli di dare un anticipo minore, se non addirittura non dare alcun anticipo, di chiedere la rateizzazione già prima della scadenza della bolletta, quindi per non diventare morosi e magari per riuscire anche a gestire anche più rate a seconda dei casi. E colgo l'occasione in questo ambito di dirci se gli accordi funzionano, perché noi abbiamo pubblicato anche nei nostri siti e nella nostra newsletter le varie aziende che hanno appunto stipulato degli accordi in questo senso, però ovviamente li stiamo monitorando, per cui se dovessero esserci delle difficoltà, delle aziende che non li rispettano, ovviamente invitiamo i consumatori a segnalarcelo tempestivamente. Assolutamente. Poi ci ricordiamo un'altra cosa, di verificare il contatore e fare un'autolettura in modo da rendersi conto costantemente di come sta andando la situazione, tante volte ce lo dimentichiamo. E però c'è il diritto ai bonus sociali, questo è un altro aspetto importante, eccolo qua vediamo la nota, prego. Sì, molto importanti perché comunque, anche se non sono cifre annuali importantissime, diciamo così, però aiutano comunque i consumatori che hanno un disagio economico. Oltretutto dall'anno scorso non serve più fare una richiesta esplicita, ma basta fare l'ISEE, che viene fatto gratuitamente presso i CAF, e rispetto alla soglia massima di ISEE risultante si ha diritto o meno al bonus che viene erogato poi automaticamente tramite proprio una comunicazione tra l'autorità per l'energia e l'INPS. E quindi oltre a questo fatto poi il 18 di marzo è stata approvata il decreto energia che ha alzato la soglia minima dell'ISEE e quindi dal 1° di aprile fino al 31 dicembre di quest'anno la soglia passa dagli 8.265 euro a 12.000 e quindi questo innalzamento ovviamente va a vantaggio dei consumatori, oltre a un incremento del bonus che è stato fatto proprio a fronte degli aumenti che dal trimestre scorso insomma pesano sulle famiglie. Quindi ricordiamoci naturalmente di fare questo ISEE e magari andare da voi associazioni di consumatori per chiedere se si ha diritto a un'agevolazione, a un bonus, è importantissimo, soprattutto magari per le persone anziane o chi ha una pensione anche bassa o un reddito familiare basso. Valutare anche in questo ambito sempre la convenienza sull'offerta, ma porre attenzione particolare alle proposte telefoniche. E voi dite inoltre venditore conosciuto con sportelli fisici, questo è l'altro aspetto. Sì, quello che consigliamo sempre, siccome poi le proposte telefoniche gli operatori parlano velocissimi, io mi sono trovata in più casi ad ascoltare delle registrazioni in cui faccio proprio fatica anch'io che mastico insomma un po' la materia a capire le specifiche dell'offerta che mi viene proposta. Quindi sicuramente consigliamo di non accettare le proposte telefoniche, quindi non dare dei dati sensibili né personali né della bolletta telefonicamente e recarsi, anche se sono pochi purtroppo ad oggi perché li stanno gradualmente eliminando gli sportelli fisici, ma se ci sono di cercare di fare i contratti lì, perché almeno abbiamo una persona che ci parla, che ci dà un contratto nero su bianco e che può fare un attimo da punto di riferimento nel caso in cui si abbiano dei problemi. Quindi riguardando mai dare la bolletta ad estranei, questo è un aspetto fondamentale perché altrimenti si impossessano dei nostri dati sensibili eccetera, anche del numero di codice diciamo, della bolletta eccetera, quindi può essere estremamente deleterio. Esiste il diritto di ripensamento e i reclami devono essere fatti per iscritto, vero? Sì. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dai clienti domestici quando stipulano dei contratti a distanza, quindi che possono essere telefonici oppure a casa, anche se questo veramente lo consigliamo a tutti, soprattutto alle persone anziane, di non far entrare nessuno a casa. Perché questo non si finirà mai di ripeterlo. Questo sì, infatti. E comunque anche, ad esempio, se entriamo in un centro commerciale, c'è una bancarella di un fornitore e firmiamo un contratto lì,
è comunque al di fuori dell'ufficio proprio del venditore, e quindi abbiamo 14 giorni solari per poter esercitare il diritto di ripensamento. Generalmente lo si fa con una raccomandata con ricevuta di ritorno, e comunque dentro al contratto c'è sempre la specifica di come farlo, altrimenti lo sportello Federconsumatori vi può dare una mano, e quindi senza giustificazione e senza alcuna spesa si può recedere dal contratto. Quindi questo è un altro aspetto da ricordarsi sempre, perché a volte si è fatti prendere dal momento, dall'occasione, anche dallo stato d'animo più rilassato, e si firma qualche cosa e poi non se ne è ben consapevoli. Quali casi in modo particolare vi trovate ad affrontare che si sente di dire fate attenzione? Beh, sicuramente, come dicevamo prima, i contratti telefonici in cui vengono promessi o dei risparmi clamorosi che poi non esistono, oppure attualmente, o quantomeno da quando si parla della fine del mercato di maggior tutela, sicuramente tutte le aziende o la maggior parte delle aziende nel mercato libero cerca di accaparrarsi il più possibile dei clienti, in modo che quando finisce il mercato tutelato questi non possano proprio più rientrarci, e quindi se li aggiudica dicendo magari che alla fine del mercato tutelato rimarranno senza energia, che la propria azienda fallisce, quindi loro dovranno per forza cambiare a breve, e invece continuo a ribadire che non è così. Nel senso che innanzitutto abbiamo ancora tempo fino al 2024 minimo per rimanere tranquillamente nel mercato tutelato e nessuno ci obbliga a cambiare venditore. Secondo, poi, anche se dovesse finire il mercato tutelato e noi non avessimo ancora scelto di diventare clienti di una azienda in particolare nel mercato libero, sappiamo che non rimaniamo sicuramente senza energia elettrica e gas, perché l'autorità ha già istituito quello che è il servizio di salvaguardia, che è gestito da aziende che vincono appunto delle gare d'appalto promosse dall'ARERA, e si gestiscono i consumatori che non sono spontaneamente entrati nel mercato libero, e quindi gli garantiscono comunque la fornitura finché loro decideranno di chi diventare clienti. Perfetto, questo è importantissimo, siamo un po' in chiusura. Volevo chiedere questo, la rateizzazione, tanti non riescono a sostenere l'onere della bolletta, chiedono la rateizzazione, come possono fare? Sì, allora la rateizzazione va chiesta in linea di massima entro la scadenza della bolletta. Con le ultime manovre, quindi come vi dicevo prima, con il decreto 636 e con gli accordi che Federconsumatori ha stipulato e stipulerà con le varie aziende, l'obbligo dell'azienda è quello di, prima di mandare un sollecito di pagamento con preavviso di sospensione ad un consumatore moroso, quindi che non abbia pagato una o più bollette, deve assolutamente proporgli una rateizzazione. Allora, per legge loro sono obbligati a proporre una rateizzazione sul 50% dell'importo della bolletta di almeno 10, fino a 10 rate mensili senza interessi. I primi 50% dell'importo deve essere versato subito, quindi abbiamo una rata del 50% dell'importo della fattura, e poi l'altro 50% viene rateizzato fino a 10 rate mensili. L'accordo che noi stiamo cercando, gli accordi che noi abbiamo stipulato e stiamo cercando di stipulare con le varie aziende cercano un vantaggio ancora superiore, perché poi con la 636 gli importi delle rate non possono essere inferiori ai 50 euro, e ovviamente sappiamo che si sommano alle successive bollette che non saranno sicuramente di importi migliori, almeno finché gli aumenti non tenderanno a diminuire. E pertanto gli accordi finora stipulati sono a zero anticipo o con un anticipo al massimo del 30% dell'importo della fattura, e poi con una rateizzazione di importi che non hanno un minimo e che possono essere anche per più di 10 rate a seconda dei casi e degli importi delle fatture. Ovviamente ribadisco anche qui, invitiamo i consumatori a segnalarci i casi in cui queste aziende si rifiutassero di fare una rateizzazione come quelle previste dagli accordi appunto sottoscritti, perché li stiamo monitorando, ne stiamo facendo sempre di nuovi e tenendoli appunto d'occhio per capire se questi funzionano, se le aziende rispondono bene oppure no.
Chiarissimo. Allora siamo giunti al termine, quindi io la ringrazio tantissimo Nicoletta Bernardi, responsabile del settore energia Federconsumatori del Veneto. Quindi ricordiamoci naturalmente, rivolgetevi alle associazioni di consumatori, Federconsumatori presente sul territorio, vi può dare un'attività di assistenza, di consulenza, prima di intraprendere qualsiasi azione può supportarvi anche nell'eventuale cambio dal mercato tutelato al mercato libero oppure viceversa. In questo momento è anche importante non commettere errori, valutare bene la bolletta, chi non è in grado di farlo si può fare aiutare ed è una cosa anche molto importante. E ricordiamo anche naturalmente per tutti i pensionati che ci sono anche le sedi dello SPCGL che poi possono indicare dove andare, quale professionista consultare, rivolgendosi poi a Federconsumatori naturalmente. Io la ringrazio ancora di essere stata qui con noi, naturalmente di averci supportato in questa. Voi telespettatori lascio invece alla pubblicità, poi ci ritroviamo naturalmente ancora insieme per continuare la nostra trasmissione. A tra poco.